1 maggio 2017 il Romagnolo Audace, evento ciclistico su 3 percorsi di 80, 110 e 130 km, avventura gravel e ciclotour enogastronomico panoramico di Romagna, percorsi di tutte le categorie e per tutti i fiati, gravel bike, mountain bike, fat bike e bike, e per le famiglie a seguito caccia al tesoro nel territorio di Lugo, evento organizzato dalla SD Dega Riders Team Bikes Lo Romagna. Info 0545 45 41 1. Anche con la viabilità temporaneamente modificata, non preoccupatevi, siamo sempre raggiungibili. Via Selice da via Brodolini a via Lasie, percorribile solo in direzione autostrada. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 1, il venerdì dalle ore 11 alle ore 4, il sabato dalle ore 11 alle ore 5. McDonald's, Imola, vi aspettiamo! Eurodigital, impianti SAT, TV, allarme, videosorveglianza, Sky Service. Siamo a Imola, via Turate 17, e siamo anche a Faenza, via Strocchi 43/A. www.eurodigitalsky.com, eurodigital@alice.it. Grande offerta del momento: a chi si presenta al punto vendita di Imola o Faenza applicheremo uno sconto sul nuovo abbonamento. Vi aspettiamo! Da 39 anni l'Oma Merz saluta l'inverno che se ne va e soprattutto abbraccia la primavera che torna. Come ogni anno il Oma Merz non rimane nelle campagne, ma anzi arriva in città, in piena città, nel cuore della città, in piazza Gramsci a Imola. Poi dormire, risvegliarsi e far l'amore, salutarsi e poi partire. Allora Franco Capra, presidente della Proloco, orgogliosamente tiene tra le mani la piastrella della tradizione. Come tradizionale è il Oma Merz. Capra, sono ben 39 anni che il Oma Merz si è spostato dalle campagne alla città, al cuore della città. Siamo orgogliosi di questo perché 40 anni fa, perché possiamo dire che oggi è finito il 39, stiamo già entrando nel 40esimo, no? Ci fu questa idea da parte della società del passatore di far ricordare e far conoscere anche ai cittadini questa vecchia tradizione, perché 40 anni fa non c'era più questa tradizione, ora è diventata molto diffusa, gli agriturismi così tutti le fanno, ma allora non le facevano, e portarla in città fu anche una sfida perché non si sapeva che successo poteva avere. Ebbe un grande successo, come vedete siamo ancora qui dopo 39 anni a farla e a pensare già alla 40esima edizione. Noi abbiamo cercato di mantenere viva la tradizione nel momento in cui non c'era più. Poi che gli altri si siano accodati oppure no, non lo posso dire, credo che poi faccia parte del momento storico in cui c'è questa riscoperta un po' delle tradizioni contadine così. Però noi rivendichiamo questa cosa. Rivendichiamo anche, qualcuno ci ha chiesto, ma come la fate verso metà marzo? Dico, noi è una grande festa, quando ci sono tante feste c'è sempre la festa di chiusura è sempre quella più grande, no? E quindi questo diciamo che è la festa di chiusura di tutti i vari Oma Merz che ci sono in giro. No, a proposito di matrimonio, il Oma Merz sposa tutti gli anni quella che vediamo tra le sue mani, cioè la piastrella prodotta da chi e quanto piace questa piastrella celebrativa? Allora, la piastrella è cominciata subito all'inizio, ha avuto vari sviluppi. Prima c'erano dei pittori che facevano alcune immagini così, poi siamo arrivati a formare invece una specie di collezione di immagini storiche della città di Imola, adattandola anche ai vari formati delle piastrelle, perché le prime erano la metà, poi sono diventate più grandi, adesso questo è il formato che quest'anno ci hanno dato. Abbiamo cercato di mettere sempre immagini storiche di Imola, è molto ricercata, e quest'anno abbiamo fatto anche un'immagine della cooperativa ceramiche negli anni 20 per fare un onore anche a quelle che ci offre sempre queste piastrelle, considerando che poi le piastrelle le diamo a offerta libera e l'offerta libera va tutto in beneficenza, quindi c'è un doppio fine.
È un'immagine degli anni 20 cooperativa ceramica. Perché anni 20 questa è storica, questa immagine? Che prima non era lì la cooperativa ceramica, si trasferì qui perché c'era una fabbrica di vetreria, una vetreria. Trovò già i capannoni fatti, cose di questo genere e si trasferì lì. Parecchi di questi elementi ci sono ancora, quindi se uno va alla cooperativa ceramica, il settore artistico che si trova qui lo trova ancora meno negli anni 20. Perché l'Oma Merz Franco Capra? Perché piace anche ai più piccoli? Ci sono vari motivi, credo. Diciamo che ai bambini quello che piace di più credo sia il fuoco, no? Questo entusiasmo del fuoco. Purtroppo stasera non abbiamo potuto fare un fuoco molto alto come facevamo tutti gli anni, perché il vento ci ha un po' penalizzato, però siamo riusciti ad accenderlo, è un po' più modesto, ma però era in sicurezza. E ai bambini piace questo, perché ai signori piace altre cose, soprattutto se voi avete avuto occasione di vedere la fila che c'è per la piadina fritta. È dalle 5 del pomeriggio che c'è la fila, quindi. Il simbolo indiscusso dell'Oma Merz è il passatore, che lo troviamo già armato con bottiglie di vino, vedo però vino di tutti diversi produttori molto qualificati che riescono a tenere alto il nome della Romagna non solo in campo enologico ma anche conseguentemente turistico. Non solo vino rosso, questo. Oggi c'è una variabilità di gusti che bisogna assecondare ed è giusto avere vini bianchi, vini rossi e quant'altro. Quindi anche il passatore ha ceduto alla modernità. Diciamo che il passatore forse è il più moderno di tutti i personaggi che gironzano in Romagna. È il più moderno e almeno è ritenuto tale. Allora, è il più moderno nonostante abbia un passato remotissimo, o sbaglio? No, è diciamo risorgimentale. Siamo a livelli delle prima guerra di indipendenza ed è durato un po' pochino perché gli davano la caccia a tutti con delle taglie che oggi farebbero la fortuna perfino di miliardari con le taglie di quel tempo. Il passatore dunque è un personaggio del passato che guarda al futuro ma che piace un sacco anche ai bambini. Ecco, e piace soprattutto quando c'è questa aspirazione alle cose buone e che non sono solo quelle di una volta, ci sono anche oggi, ma sono più difficili da trovare. Un tempo era un punto d'onore fare bene e fare con serietà. Oggi il motto della nostra società, ti soldadè e nidda mandè, fa sorridere troppe mezze figure, se non parlare peggio. Ci siamo già spiegati. Il passatore dice una cosa che dovrebbe essere patrimonio di tutti i romagnoli. A cercare si trova il bene. Se uno si rassegna finirà male e finirà male anche i suoi cari, perché non c'è il suo interesse, il suo intervento perché le cose vadano in un certo modo. Noi vogliamo andare sotto il cappello, sotto la veste del passatore. Sveliamo il suo nome e il cognome. Walter Lanzoni, da quasi 50 anni un reggitore della società del passatore. Quindi è 50 anni che indossa questo mantello e questo cappello. Sì, mi posso vantare di avere organizzato con tanti amici anche il corso del dialetto e la 100 chilometri che da Firenze porta a Faenza, la sfuiarea che abbiamo già messo in cantiere e partirà a metà settembre con la distribuzione anche di vino nuovo appena pigiato, quindi siamo sempre sulla cresta dell'onda. Ci troviamo in questo mondo, fianco a fianco nel cammino. Allora, vogliamo sapere tutto di come si realizza la pie fritta. Questo è il primo passaggio? Questo il primo passaggio dal fornaio che ci fa l'impasto
Poi dopo si inizia di qui che si passa alla macchina. Quindi dal fornaio arriva in piazza Gramsci, poi... Poi dopo abbiamo le 2 macchine da passare, prima più grossa, dopo la più sottile, si taglia i pezzi e va nella friggitrice. Che cosa si crea con questa macchina? Si tagliano i pezzi. Si taglia i pezzi, voi siete l'addetto al taglio? Al taglio, sì. Quindi ormai avete preso la misura, non sbagliate più. Sì, ci vuole poco. Quanti chili di pie fritta portate per il Loma Merz? Allora, per adesso abbiamo portato giù quasi 3 quintali di piedina. E qui non si parla di chili, si parla di quintali. Esatto, 3 quintali oggi. Poi secondo me guardando un po' in giro non basta. A quante di queste sacre feste partecipate? Allora, noi partecipiamo, questa è la prima, poi abbiamo la fiera di Imola, poi abbiamo praticamente la fiera di Imola, dopo c'è il Bacanale, questo è per quanto riguarda Imola. Poi abbiamo un altro sito verso Ravenna, più la fiera a Fontana e lunedì di Pasqua. Ecco, vogliamo rivendicare orgogliosamente, come fate voi, la vostra provenienza che è Fontanelice. Esatto, è nata Fontanelice e sicuramente continua Fontanelice. Non solo non vi siete mai stancati, ma siete riusciti a coinvolgere anche tanti giovani che adesso li andiamo anche di portarli dentro, però praticamente sai i giovani dove sono. Dicono di sì, poi c'hanno i ragazzini, un cavolo un altro, però vediamo che praticamente partecipano molto. Partecipano con entusiasmo, esatto. Insomma, partecipano anche divertendosi. Ma è proprio così che bisogna portare dentro i giovani, divertendosi. È tutto partito da un progetto che abbiamo fatto alle scuole medie, dove dovevamo partecipare ognuno degli studenti a un'associazione di Fontanelice, e io ho deciso di partecipare a questa associazione perché c'era mia nonna e quindi giusto per aiutare un po'. Quindi è la nonna che ti ha portato? Mi ha portato in questa associazione e da ben 5 anni sono qui ad aiutarli quando hanno bisogno nelle varie feste. Mi sono anche molto divertita perché c'erano anche le mie compagne, quindi ci siamo divertite nonostante tutto, un po' faticoso, però ci siamo divertiti. Siete tanti giovani e mi sembra che un po' di tutte le età, anche più giovani di te. Sì, ce ne sono anche di più giovani, il più piccolo ha 12 anni, è entrato quest'anno nella nostra compagnia. Da lunedì di Pasqua a Fontana è entrato proprio quest'anno. Le fai tutte o qualcuna la salti tra sagre e feste? Tra sagre e feste le faccio tutte, più o meno quasi tutte. Vuoi arrivare e superare la nonna? Questo Beh, perché no? Ci potrebbe stare. Per rimanere in tradizione sia lo spettacolo pomeridiano, che è quello che stiamo facendo adesso, che c'è la banda dei passatori di Brisghella. Come vedete sono musiche tipicamente romagnole, tipicamente della cultura, diciamo, se non contadina, della cultura romagnola. Questo è proprio per mantenerci in tradizione. Non prenderemo mai una banda di jazz, ecco, faccio per dire, anche se sarebbe bello per essere più moderni, ma se no sarebbe un po' strano. C'è anche un altro momento, diciamo, bello, divertente, quello dell'incappellamento. Che cos'è l'incappellamento? La società del passatore e la Proloco d'Imola, che adesso lavorano in simbiosi, donano un cappello a quelle persone che durante l'anno o negli anni sono stati molto vicini alla società del passatore e alla Proloco, quindi, ed è questo cappello che diamo, che è quello che io ho in testa, non il mio, questo me lo tengo io, diamo a loro, che loro dovranno dare una formuletta. Qual è, Capra? Dare e niente mandare, dare tutto ma non chiedere niente. Pensi che lo diamo anche agli assessori del comune di Imola, loro devono dire questa formuletta. Capra, in chiusura, lei l'immagina il 50° anno, il mezzo secolo di Loma Merz? Il 50°, adesso siamo un po' in là, perché poi anche noi stiamo crescendo come età, non è che non siamo più dei bambini. E lancio un grido, come si dice, disperato. Sarebbe molto bello che anche di speranza che sia o la Proloco al passatore, che i giovani si avvicinino, facciano la testa, ma la testa non pro forma, ma ci siano presenti quando facciamo queste e ci diano una mano. Purtroppo i giovani non sono un po' assenti a queste cose, hanno anche loro tanti problemi e noi ci invecchiamo, noi ci basta poco, un piccolo malanno che ci può rendere per un periodo anche abbastanza non presenti, cose di questo. Ma io dico, siccome noi
dico sempre, quando compiamo gli anni, cioè dicono che con gli anni andando avanti si diventa ragazzini, e dico invece di compiere gli anni ce ne togliamo uno, tanto così ci avviciniamo di più alla gioventù. La cosa forse più bella che io ho scoperto in questo anno e mezzo di assessorato è la ricchezza che c'è a Imola, ricchezza di gente che fa volontariato, di gente che si mette in gioco per organizzare manifestazioni come questa, che recuperano e tengono vive le nostre tradizioni più antiche e più vere. E sono entusiasta di essere qui, è la prima volta che vengo, essendo stata tanto tempo fuori Imola, e sono troppo felice di essere qua. Guglielmi, a proposito di entusiasmo, a proposito di speranza, il Loma Merz racconta la tradizione, ed è una tradizione che evidentemente piace tanto anche ai bambini. Piace tanto ai bambini, piace tanto ai giovani, vedo tanti giovani, anche fra gli sciucarea ho visto dei bambini, e questa cosa è veramente bella, perché l'innovazione, se non ha le sue radici nella tradizione, è un salto nel vuoto.